Il Parlamento della Legalità Internazionale ricorda domani le vittime della strage di Capaci. Una messa solenne sarà presieduta da Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, guida spirituale del Parlamento della Legalità Internazionale. Diverse le rappresentanze delle forze dell'ordine, tra questi il generale di Corpo d'Armata Carmine Lopez, il generale interregionale dell'Italia sud-occidentale, della Guardia di Finanza e presidente onorario del Parlamento della Legalità Internazionale. Domani alle ore 10:30 ci troveremo in tanti presso la chiesa di San Castrense a Monreale per celebrare il 28° anniversario della strage di Capaci, dove Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonino Montinaro pagarono con la vita un impegno culturale di riscatto di questa terra di Sicilia. Sarà per noi un momento di riflessione, un momento singolare attorno all'altare con Monsignor Michele Pennisi, il nostro arcivescovo, che celebrerà una messa per le vittime della strage del 92. Saranno con noi alcune rappresentanze delle forze dell'ordine, il generale Lopez, il generale interregionale dell'Italia sud-occidentale della Guardia di Finanza, nonché nostro presidente onorario del Parlamento della Legalità. Un grazie di cuore lo vorrei indirizzare alla Presidente del Senato, Maria Elena Casellati, per un messaggio bellissimo che ci ha fatto pervenire. E sarà per noi momento di riflessione in questo 28° anniversario, alla vigilia della quale leggiamo brutte notizie, raccomandazione, spartizione di poltrone, tangenti. Ma Giovanni Falcone è morto invano? Ma esistono coloro che ogni giorno hanno il cosiddetto timor di Dio? Noi ce lo chiediamo, i giovani se lo chiedono gli onesti. Come sarà questo 28°? Sì, metteremo un lenzuolo bianco, anche noi domani a chiusura della celebrazione faremo snodare un lenzuolo bianco con il volto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ma chi realmente lo ricorderà nel silenzio della sua coscienza? Chi li ricorderà guardando i propri figli e dicendo: vi stiamo lasciando un mondo migliore, stiamo facendo qualcosa per voi? Continueremo a credere che nessuna notte deve essere così lunga da impedire al giorno di ritornare. E noi, grande famiglia del Parlamento della Legalità Internazionale, abbiamo pensato di ricordare Giovanni non solo mettendo un lenzuolo, ma trovandoci all'altare, ai piedi di un altare, quella bellissima chiesa di San Castrense. Ringrazio Don Antonio Crupi, Monsignor Michele Pennisi, che ci apriranno domani le porte di una chiesa e le loro braccia, perché abbiamo pensato di chiedere verità e giustizia a Dio, il quale, come ci ricorda Don Tonino Bello, che è l'ispiratore del nostro movimento, dinanzi al tribunale degli uomini renderai conto delle tue azioni, ma davanti al tribunale di Dio renderai conto dei tuoi silenzi. E allora il nostro pensiero va a Giovanni, a Francesca, a Vito, a Rocco, ad Antonio, per dire: non siete morti invano, non siete morti invano. Tanti vi ricordiamo con amore, con affetto, e il Parlamento della Legalità Internazionale lo farà domani 22 maggio, che è peraltro liturgicamente parlando il giorno dedicato a Santa Rita, la santa degli impossibili. E allora noi chiederemo un mondo migliore, e lo chiederemo ai piedi di un altare, perché realmente gli onesti abbiano voce e possano mettere a tacere le urla di chi invece dimentica spesso il sacrificio di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Noi domani ci troveremo in chiesa a San Castrense a Monreale alle ore 10:30 per pregare per un mondo migliore.